Ah, bel sto museo, veramente bel. Che poi, se non ero mi a dargli l'idea a quell'architetto lì, quel che suona il piano, per esempio, l'Ulma di Lavia, mi faria andare sega, una gabbia, ma no, godito, no, gli alti Osei, alti le bestie, alte che se le veda, e poi qui del matto, anche a loro che avevo dato delle buone idee. Ma io volevo fare per suo conto, io avevo in forno una repezzata, però è il posto dove sono sta meglio le sta Vignore. Lì veramente ti che porti il conno e storze la bocca, e ti mette proprio in condizione di lavorare bene. Il presidente poi, il Bertamini, la Damini, una grande persona. Il mandà dell'olio, pan de molche, ma riempì la macchina di tutte le batterie. Veramente una gran persona. E dopo invece quel Rossi che mi ha parlato dell'ospedale nuovo che quindi riesce a fare casini qui a patti. Così vanno state io sulle ucce, non state io sulle ucce, perché guarda, una ditta mi da portare avanti. Non posso stare qui a aspettare quel che ti dici, quel che ti fai. Ok? Boh, non capisci niente, non capisci niente. E poi voleria battere zo a Santa Chiara e farlo su de nuovo, per risparmiare soldi. Vi dite, guarda, battizzò il palazzo della provincia, battizzò il palazzo della regione, a me ti risparmia lì i soldi, fa un bel mercatino di Natale che dura tutto l'anno, qui sono ristorantini, bar, e dopo ti vedrai che andrà meglio, sempre più meglio, ma non si può andare avanti così. Politici che non capiscono niente, no come Vignore, che ne dà sempre da mente, e poi guardate sto museo, cosa viene fuori, grazie alle nostre idee, grazie alle nostre idee. E allora? E allora potei, così si fa, così si fa se si vuole andare avanti, se no bisogna lavorare in nero.